È il momento di chiedere una riflessione a chi in questa sera rappresenta la nostra regione, un uomo che anche lui ha fatto un grande sforzo perché queste riunioni, questa lotta per diffondere e mantenere viva l'italianità e la sicilianità ovviamente sia possibile. Chiediamo la presenza in questo microfono del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dottor Francesco Cascio, per piacere. Grazie signor Console, amici, Carmelo, grazie per questa grande opportunità e questo grande onore. È il terzo anno che vengo a festeggiare la settimana siciliana in Argentina, ma il primo come Presidente del Parlamento più antico del mondo, il Parlamento della Sicilia, che mi onoro di presiedere da un anno. E quindi il mio saluto intanto va a tutti voi, come uomo delle istituzioni, ma anche e soprattutto come Presidente del Parlamento dei siciliani. Noi siamo 6 milioni in Sicilia e più di 20 milioni nel mondo. Una parte importante è qui in Argentina, la comunità più importante del mondo, Console. In Europa è quella tedesca, nel resto del mondo è quella argentina. E quindi era per noi un obbligo la presenza massiccia come delegazione parlamentare, ma anche come impegno concreto da parte del Governo della Sicilia. Ho sentito più volte in questa settimana ringraziare la partecipazione del Governo della Sicilia a questo momento di comunione della nostra comunità siciliana residente in Argentina e in Sud America. Ebbene, è un ringraziamento che prendo e trasferisco al Governo, ma credo che non si debba ringraziare per qualcosa che come dire, non è superfluo, ma è una cosa che sentiamo come obbligo morale di fare. Così come abbiamo l'obbligo di governare al meglio la Sicilia, abbiamo l'obbligo di dimostrare e fare sentire la nostra mano, il nostro affetto ai nostri connazionali residenti all'estero. E la comunità siciliana da questo punto di vista è una comunità che sentiamo particolarmente vicina. Caro Carmelo, tu ti impegni in questi anni, sei impegnato in questi anni a mantenere vivo il legame con gli uomini del governo della Sicilia, perché poi al di là delle istituzioni, dietro le istituzioni ci sono gli uomini, e quindi tutto quello che viene fatto perché si ha la responsabilità, ma soprattutto perché si sente il dovere di farlo in virtù dei rapporti di amicizia che nel tempo vengono instaurati. E se questo legame della Sicilia è ancora vivo e forte con la comunità argentina, è grazie al CIAPI, grazie al tuo lavoro, grazie ai rapporti che nel tempo, in tutte le stagioni politiche, hai saputo mantenere vivi e presenti. E credo che di questo i nostri corregionali residenti in Sud America e in Argentina in particolare ti debbano ringraziare. Quindi ringrazio tutti voi per questa presenza così massiccia, così affettuosa. Vedevo poco fa le facce mentre si suonavano gli inni nazionali, quello argentino e quello italiano, che poi sono gli inni più conosciuti. Quello siciliano per la verità non lo conosciamo neanche noi siciliani, ma quello argentino e quello italiano li conosciamo molto bene. E ho visto le facce commosse, come dire, tutti voi che cantavate, e questo mi ha particolarmente toccato. Vi ringrazio per questo momento di commozione e ringrazio tutti voi per l'organizzazione. Viva la Sicilia, viva l'Italia e viva l'Argentina!